27ª giornata del campionato di Serie A di futsal tra Came Treviso e l'L84. Sul punto di battuta, sul cerchio centrale del campo è già pronto Giappa Vera con Sacon da una parte, Azzoni dall'altra, e posizione centrale Valex. Attenzione, buona opportunità, il pallone per Sutton, per Sacon che tira alto. Giappa, solito consueto stop di petto, Sacon, e questa volta il pallone trova il palo esterno. Le intenzioni giocatori avversari, ancora Sacon prova il tiro, la parata di Pasculi, pallone immediato per Di Guida, ottima l'azione del numero 14 della Came che ha saltato il primo marcatore. Palla poi per il tentativo della Came, in qualche modo la mette in rete Pasquale Del Gaudio, pallone che carambola sul corpo di Pasculli. La Came con questo sinistro beffardo riesce a sbloccare il match. È giusto questo vantaggio della formazione bianco-celeste. Attenzione ancora Del Gaudio, parte il tiro, ci mette troppo tempo. E intanto c'è la rete di Giappa, dormita generale, sbaglia Cuzzolino e consegna il pallone a Giappa, e in pochissimi secondi arriva il raddoppio con Giappa, 2-0, regalone. Vediamo Cuzzolino, parte il tiro, la parata, parte nuovamente con il numero 9 Del Gaudio, salta l'avversario, Del Gaudio, azione molto bella, pallone per un attimo, ancora Musumeci, è tutto regolare, Musumeci, parte il tiro, con il corpo la chiusura di Pasculli. Serie di passaggi perché cercare di aggirare in qualche modo la difesa avversaria, poi questo pallone messo all'interno dell'area di rigore della Came. Valex perde il pallone, Coco Wellington la traversa e poi sbaglia tutto a porta vuota, o comunque da buona posizione Figuera Lucas, punteggio che rimane invariato. Cuzzolino, pallone messo in mezzo, la deviazione di Pietrangelo. Cuzzolino, il pallone colpito d'esterno destro. 2-0 al termine del primo tempo, pronti e via per l'inizio della ripresa. Nel caso questa situazione non aveva, e intanto arriva subito il gol di Tulli ad accorciare immediatamente appunto il punteggio dopo appena 25 secondi. Pallone dentro, sguarnito al secondo palo, Rescia trova estrema libertà per mettere la palla in rete e quindi 2-2. Ha colpito anche un palo la Came mentre l'L84 la attraversa. Attenzione perché Coco Wellington stava per chiudere in maniera ottimale questo triangolo. Sacon sulla banda, attenzione Wolex, il sinistro, azione pericolosa. Coco Wellington sbaglia tutto, Sacon in mezzo per Wolex e la palla che va a finire sul palo. Incredibile, pallone recuperato, Sacon, vedete in mezzo a correre Valex, eccolo qui il passaggio della lotta a salvezza. E tanto attenzione perché in maniera inaspettata la Came si trova ad avere la possibilità col suo pivot Giappa di insaccare il pallone, e quindi 3-2. Doppietta per Giappa
intervento da parte del portiere dell'L84. È l'84 che in qualche modo va a pareggiare. Subito il pareggio da parte dell'L84, perché le articolazioni tattiche potrebbero essere varie. Intanto c'è Giappa che trova la chiusura doppia da parte di Pasculli. Giappa e la rete, la tripletta del pivot a 7:55. Varia ancora il risultato a 7:55 dal termine. Arriva ancora la rete del capitano a mettere il pallone eventualmente in rete, e invece dall'altra parte intanto c'è, attenzione, il contropiede, Sacon, incredibile la parata, la chiusura delle porte, la serranda di Pasculli, Cuzzolino, e poi chiaramente con il numero 10 Josico, Cuzzolino e Coco Wellington da 2 passi spara alto il pallone a 2:51 dal termine, ed ora c'è il palo colpito da Coco Wellington. Questi sono secondi, minuti decisivi di un campionato. Coco Wellington, Tulli cerca di far partire il pallone, e intanto la parata di Pietrangelo che si esalta per questa deviazione, una delle ultime occasioni. Cuzzolino, Josico, Cuzzolino, il pallone che rimane lì, Pietrangelo Cuzzolino, parte il tiro, Sacon, ed è finita, esplode la gioia del Palacicogna, la Kame riesce a battere l'L84 Torino per 4-3.